Questa è la barchessa di Villa Condulmer a Zerman di Mogliano Veneto, una villa famosa del Settecento. Qua ci fu Verdi per esempio, pare che in qualche maniera la Traviata sia stata rivista qui dopo l'insuccesso della Fenice, ma qui ci fu anche il G7 con Reagan nel 1986, tante cose sono successe in questa villa, ma questa è una villa che ovviamente, come tutte le ville venete, aveva una vocazione agricola. Di questo vi parleremo quest'oggi, ma anche come sempre di consumatori e di parchi. Chiuderemo dallo Storga in provincia di Treviso. Sigla. Cosa sta facendo Franco adesso? Franco sta mettendo a dimora delle piante nuove, in quanto morte durante l'inverno, magari così mangiate dalle lepri, che qui ce ne sono diverse. E perché le mettiamo giù? Le mettiamo giù perché stiamo creando questa fascia tampone, misura agroambientale 2,14. Stiamo creando appunto questa siepe, fascia tampone, che serve appunto per la deriva nitrati e cose della misura 2,14. Allora, vedete quante belle cose. Noi siamo a Mogliano Veneto e siamo venuti qui a Villa Condulmer, questa grande villa del Settecento, perché c'è un'azienda agricola, come del resto una volta era, quando era ai massimi splendori, non è che adesso sia ai minimi, ma per carità. Assolutamente, fa parte della proprietà che fa capo alla famiglia Monti, una villa storica del Settecento che ha avuto diversi, chiamiamoli padroni. Partiamo dai Condulmer, famiglia nobile veneziana, per arrivare poi Grassi Tornielli di origine piemontese, per arrivare poi ai Bonaventura e successivamente, circa 60 anni fa, agli attuali proprietari che sono i Monti. Ma noi rimaniamo qui perché appunto loro hanno cercato di rendere la realtà agricola attorno all'azienda di qualità, soprattutto di qualità ambientale, quindi attingendo alle misure 214 e 216. Qui avete anche un pioppeto, vero? Abbiamo anche sì, un pioppo da biomassa, quindi a rapido accrescimento, cioè cerchiamo di variare anche quella che è la produzione, per cercare anche di migliorare il bilancio, perché no? Allora, grazie a Giovanni Tonello, che è responsabile proprio qui dell'attività agricola qui per quanto riguarda Villa Condulmer. E noi adesso andiamo, dove andiamo? Andiamo a Badoere, quindi restiamo in provincia di Treviso, andiamo a parlare dei problemi dei consumatori, ma prima l'agenda del PSR. Approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il nuovo quadro nazionale per il periodo 2014-2020 delle misure forestali per lo sviluppo rurale. Il testo è scaricabile dal sito reterurale.it. 13 misure, 44 interventi e una maggiore concentrazione delle risorse sono le caratteristiche della proposta di programma di sviluppo rurale 2014-2020. I dettagli nel portale piave.veneto.it. 17,5 milioni di euro per supportare gli investimenti in tecnologie forestali, nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti forestali. L'intervento è previsto dalla proposta di PSR Veneto. Amiche e amici di Tirterra, siamo arrivati all'appuntamento con lo spazio dedicato ai consumatori. Ho ricevuto nei giorni scorsi una telefonata di Alfredo Maschietto, vi ricordo, presidente provinciale ADOC, e mi ha detto: Claudio, abbiamo un problema. È così? Certamente. Perché? Perché noi siamo un'associazione per i consumatori. Ovviamente i consumatori, per essere consumatori, devono avere la possibilità di spendere. Per cui tutto quello che viene riportato come produzione in Italia è oggetto dell'associazione consumatori. Questo ne è un esempio. La famosa sciarpa di Teleton. La famosa sciarpa di Teleton. Questo è un prodotto che veniva fatto in Cina e adesso viene prodotto in Italia. Chiaramente il prodotto in Italia ha anche una qualità migliore
lasciatemelo dire, rispetto a prodotti che vengono dall'estero. Ed è per questo che questo appuntamento lo abbiamo tenuto qui nella sede dell'azienda di Giuliano Secco, che vi ricordo è presidente nazionale Confartigianato per quanto riguarda l'abbigliamento. Il problema è ben più grave allora. Sì, il problema è ben più grave. Questa della sciarpa è stata, diciamo, non una vittoria, ma una conseguenza di un lavoro fatto dalla Confartigianato in primis per far capire l'importanza di un prodotto fatto in Italia. Purtroppo il consumatore, mi corregga Presidente se sbaglio, il più delle volte tende a risparmiare e non si rende conto in realtà di che prodotto si porta a casa poi. Questo è logico, è un prodotto che viene dall'estero, che non rispetta le normative di produzione e non rispetta le normative di quello che contiene l'oro, perché non ci sono controlli nelle dogane nostre, entra di tutto, quindi un consumatore italiano che deve spendere, è logico che vista la situazione non ci sono soldi nelle famiglie, tenta di risparmiare il più possibile nell'acquisto finale, però deve anche capire che forse è meglio comprare una maglia in meno, ma sicuri di che cosa indossa, perché ci sono maglie che hanno, prodotti, non parlo solo di maglie, ma prodotti in generale che non sappiamo cosa contengono. Presidente, io la ringrazio per il suo contributo importante, grazie a lei e all'ADOC naturalmente. Io adesso mi fermo qui, la linea passa come sempre a Mimmo Vita per il proseguo della nostra trasmissione, poi noi ci ritroveremo per il finale scoprendo un altro dei parchi meravigliosi del nostro Veneto. E chi l'avrebbe mai detto che da questa accozzaglia un po' schifosa, se volete anche, di terra, di foglie che sembrano marce, eccetera, si ricava forse una delle cose più buone che il Veneto produce, ovvero il radicchio rosso tardivo, chiamato spadone, di Treviso. E con noi Damiano, vero Damiano? Ora spiegaci un po' com'è possibile che da qui si arrivi a lì. Questo prodotto è un prodotto che viene raccolto dopo la seconda rabrinata nel periodo autunnale, viene toilettato la prima volta nel campo, vengono tolte le foglie più esterne marciscenti, poi viene messo in queste ceste nell'acqua corrente, viene immersa solo la parte radicale della pianta, quindi il fittone. Dopo circa 20 giorni, a seconda della temperatura, abbiamo questo prodotto che è pronto, viene tirato su adesso e viene lasciato il cuore praticamente che è nato nell'acqua per 20 giorni. E quindi capirete perché il radicchio rosso tardivo ha anche un prezzo che è un po' più impegnativo degli altri, vero Presidente? Sì, infatti abbiamo visto e pensate che ci sono 7 passaggi che sono tutti fatti dalla mano dell'uomo, quindi è chiaro che il prezzo lievita e lievita enormemente. Però qui vediamo tanti prodotti, perché tutti questi prodotti? Questi prodotti fanno parte di un progetto molto importante che vede appunto capofila il nostro consorzio con fondi del programma di sviluppo rurale, la misura 133. Ecco, un progetto molto importante questo qua, perché per la prima volta abbiamo messo da parte i nostri campanili, ci siamo uniti proprio per promuovere insieme e per far sì che ogni azione abbia un risultato maggiore. Con questo progetto qua prevediamo presenze alle fiere internazionali, quali il Fruit Logistica di Berlino, a Nuga, abbiamo a settembre Madrid, a ottobre c'è il Mac Frutto di Cesena, ecco, tutti insieme cercando poi di promuovere al meglio questi prodotti qua e di farli acquistare dai buyer anche internazionali. Grazie, e noi continuiamo, restiamo nel Trevigiano, andiamo a Treviso, ovvero il Parco dello Storga. Aumentano le risorse di 150 milioni di euro. Per i nostri investimenti aziendali 800 milioni di euro. Per le start-up agricole dei giovani 150 milioni. Finalmente aumenta l'indennità per gli agricoltori di montagna. Agevolazioni economiche per agriturismi, fattorie didattiche e sociali. Più futuro! Eccoci di nuovo assieme per la parte conclusiva della nostra trasmissione. Io mi sono spostato in provincia di Treviso, anzi, passatemi il gioco di parole, sono proprio nel cuore della provincia di Treviso, nel senso che poco lontano da noi c'è la sede della provincia di Treviso. Ritrovo con piacere Paolo Pagnani che ci porta a scoprire questa realtà che invece circonda la struttura dove risiede appunto la provincia di Treviso.
Questa in realtà è il Parco dello Storga, è l'ex azienda agricola dell'ospedale psichiatrico e poi diventata azienda agricola della provincia, che negli ultimi anni è stata oggetto di un intervento di recupero con la posa, la messa a dimora di un bosco di 50 ettari. Il pubblico che ci segue da casa, eventualmente che decide, io mi auguro, di arrivare fin qui, che cosa trova, Paolo? Allora, può trovare appunto un bosco caratteristico dei nostri ambienti, con la presenza di farnia, con la presenza di ontani, di aceri, la fauna caratteristica del territorio di pianura, quindi lepri, fagiani, grilli, scoiattoli, tutta un po' l'avifauna caratteristica dei nostri ambienti, microroditori, fauna ittica. Di fianco a noi c'è il corso del Rio Piavone, dove sono presenti appunto specie ittiche caratteristiche, la possibilità di fare una corsa con tutte le modalità possibili, dal jogging estremo fino alla classica passeggiata, e di assaporare veramente la natura e l'ambiente. Risorgive, l'acqua sgorga naturale. Sì, questa è acqua che praticamente sgorga dal terreno, perché trovando degli spazi impermeabili in profondità ritorna in superficie, quindi è un'acqua che tra le tante caratteristiche particolari che ha è di avere una temperatura più elevata rispetto all'acqua, diciamo, di un fiume come il Piave. Abbiamo visto però anche due strutture che sono adibite a qualcosa di specifico, mi dicevi poco fa. Sì, dietro a noi c'è la sede del Museo Etnografico Provinciale, un recupero di un fabbricato rurale e la messa appunto in opera di un museo dove vengono realizzate mostre itineranti durante l'anno, e per tutto l'anno una collezione di oggetti e materiali della tradizione contadina della provincia di Treviso. Questo è il caso di dire facciamo i complimenti alla provincia di Treviso. Grazie Paolo, Grazie del tempo prezioso che ci hai riservato. Qui finisce la puntata, saluto Mimmo Vita che l'ha condotta con me e naturalmente tutti quanti voi che l'avete seguita. Arrivederci.